Buongiorno, ci troviamo all'Einaudi Scarpa di Montebelluna, un istituto tecnico, tecnologico e professionale ed economico. E oggi avremo l'occasione di visionare alcuni ambienti e parlare con i neodiplomati di quest'anno che, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad avere e a darci grandi soddisfazioni. Qui abbiamo i laboratori di grafica, di informatica e il laboratorio linguistico, che vengono usati in modo vario da tutti gli indirizzi, perché la nostra didattica è tipicamente teorico-pratica, quindi quello che si studia in classe si va poi ad applicarlo in laboratorio. Io sono Leonardo e mi sono diplomato in grafica e comunicazione e sto cambiando un attimino strada, mi sto orientando un pochino di più verso la comunicazione, vorrei studiare Digital Management, che è un corso di laurea completamente in lingua inglese, realizzato in collaborazione tra Ca' Foscari e Ishfarm. Serena Girardi, 110 lode, complimenti. Cosa vorrai fare da grande? Il prossimo anno frequenterò all'Università Bocconi di Milano il corso Economia e Finanza. Sono molto contenta del mio percorso che ho svolto qua all'Einaudi e che mi ha permesso soprattutto di scegliere che volevo continuare il mio indirizzo economico-giuridico perché mi sono appassionata molto a queste materie e frequentando il corso Amministrazione, Finanza e Marketing. Sono Lorenzo De Paoli, vorrei proseguire il mio percorso frequentando il corso di elettronica presso l'Università di Padova. Il mio obiettivo è quello di specializzarmi nell'automazione e nell'Internet delle cose, l'IoT, per poi in futuro magari aprire una startup che permetta di automatizzare tutti quei processi che attualmente magari sono di utilizzo comune. Ad esempio, alcune idee possono essere ombrelloni automatici, quindi qualunque cosa permetta di automatizzare e semplificare la vita delle persone in ogni ambito. Sono Thomas, ho appena finito in questa scuola e mi sono diplomato come perito elettronico. Penso di proseguire l'università con indirizzo elettronica per proseguire poi con una magistrale in automazione, specializzarmi appunto nell'automazione dei processi industriali, rendendo più facile la vita degli uomini sfruttando l'ingegneria elettronica. In base agli studi che ho fatto mi piacerebbe diventare una direttrice creativa di una casa di moda e fondare la mia casa di moda o avere una linea di negozi che mi permetta di farmi conoscere, di mostrare il mio stile e sì, di portare qualcosa al mondo, di lasciare un segno. Noi siamo 3 studenti diplomati in amministrazione, finanza e marketing. Sono Chiara e personalmente penso che risceglierei questo percorso perché per me è stato molto valido, soprattutto perché permette di studiare materie molto valide in ambito e anche attuali in ambito economico-giuridico e ho capito che questo percorso è quello giusto per me, perciò continuerò anche in ambito universitario, sempre in percorso economico. Io sono Federico, anch'io come Chiara sono d'accordo sull'idea che in questa scuola si possono studiare materie molto attuali. Ho effettuato anche molti progetti come il progetto PON, ho partecipato anche al concorso di economia del Festival di Economia di Trento e sì, se tornassi indietro sceglierei ancora questa scuola. Perché queste materie economiche mi sono sempre piaciute e infatti adesso sto cercando di entrare alla Ca' Foscari, sempre in ambito di economia aziendale e economia e commercio. Io sono Veronica, anch'io mi trovo in accordo con ciò detto da Federico e Chiara, quindi anch'io sceglierei di nuovo questa scuola perché penso sia assolutamente valida, soprattutto nell'ambito appunto attuale, e quindi anch'io proseguirò gli studi in ambito economico, precisamente economia aziendale a Venezia. E anch'io ho svolto dei progetti molto interessanti come un MOVE, questo è il nome del progetto, che consisteva in 4 settimane di alternanza scuola-lavoro all'estero, precisamente a Malta. E questo ha sicuramente arricchito il mio bagaglio culturale ma anche didattico. Sono Riccardo Di Bella, diplomato all'indirizzo di informatica all'Einaudi. Un percorso di 5 anni accompagnato anche da attività di alternanza scuola-lavoro in Italia e all'estero in Polonia e il prossimo anno andrò a fare ingegneria informatica a Padova. Sono Mauro e sono un neodiplomato appunto dell'Einaudi con indirizzo informatico. E appunto è una scuola, un corso che offre la possibilità di entrare nel settore informatico e capire le varie aree, perché è un settore molto vasto. Il prossimo anno andrò a fare l'università, ingegneria informatica a Trento, e sì, sono in attesa dell'iscrizione che uscirà a breve.
Thank